Stiamo parlando di circa 2 milioni di caldaie nel Veneto e abbiamo stimato che circa il 30%, per cui 600.000 caldaie, sono caldaie obsolete. Se le ordinanze anti-smog che vanno a colpire la circolazione stradale ben poco fanno per abbattere lo smog, il motivo è presto detto e i numeri snocciolati dal segretario veneto della CNA Ribon parlano da soli. 600.000 le caldaie domestiche e aziendali in Veneto obsolete e quindi inquinanti. Sarebbe da attivare un'azione per la sostituzione di queste caldaie con prodotti più a norma e anche con minore impatto ambientale. Oltre a questo c'è un'altra partita importante che è quella che riguarda i controlli e la manutenzione di tutto questo parco caldaie. Noi è da tempo che lo chiediamo, che ci sia un coordinamento, un tavolo di confronto organizzato dalla Regione per fare un'azione di massa sull'aspetto dei controlli. Chiedere ai privati di sostituire la caldaia si può, ma solo offrendo un sostegno economico. A quelli già previsti per l'efficientamento energetico ce ne dovrebbero essere di specifici, dice Ribon, per la sostituzione degli impianti ormai superati. Se ci sono dei problemi economici è normale che sia difficile per le famiglie pensare ad un cambio, una sostituzione con una spesa che si aggira attorno ai 1.500-2.000 euro, insomma, per un cambio di caldaia.